Su questo vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta domani le autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel paese. È il ministro degli esteri Antonio Tajani a dare la notizia che tante famiglie aspettavano. Tornano a casa domani 200 studenti minorenni bloccati da sabato a Dubai, dove avevano partecipato alla simulazione Ambasciatore del Futuro. Nel gruppo alcuni veneti, tra i quali 5 studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Calvi di Padova e uno dell'Educandato di Montagnana. A confermare la notizia anche il dirigente scolastico del Calvi, Giuseppe Turetta. Mi ha appena contattato, mi ha detto che come concordato col ministro Tajani, domani rientreranno 200 studenti minorenni, tra i quali anche i nostri. La partenza è prevista per domattina alle 7, quando i giovanissimi, ospitati in un albergo di Dubai, verranno trasferiti ad Abu Dhabi, dove si imbarcheranno in un volo diretto a Milano, arrivo previsto nel pomeriggio. È pronto a mettersi in auto anche Luca Malimpensa, la figlia Laura, 16 anni, studentessa del Calvi, è a Dubai. Il contatto con lei non si era mai fermato in questi giorni. Io sento mia figlia più volte al giorno, io ho la mamma, insomma la sentiamo abbastanza tranquilla, poi dipende dal momento e dalla situazione che si crea. Stati istruiti quando arrivano gli alert sul telefono di come muoversi, di dove andare, hanno preparato praticamente delle stanze con i bisogni che servono al momento. Però speriamo che non ne abbiano mai bisogno di sta cosa. Studenti giovani e preparati, tutti tra i 16 e i 17 anni, che avevano vissuto con consapevolezza quanto stava accadendo. Questo è il racconto di Laura nel video registrato domenica. Abbiamo sentito moltissimi colpi e ci è arrivato anche un messaggio antimissilistico e sono stata un po' spaventata, però la situazione comunque è tranquilla, i tutor ci stanno aiutando. Difficile anche la notte appena trascorsa, interrotta dagli attacchi missilistici e dalla paura. Il collegamento con l'Italia non si è mai fermato. Per le famiglie degli studenti è stato anche creato un canale diretto con l'aiuto del dirigente scolastico Turetta, in costante contatto con il Consolato Generale d'Italia a Dubai. Entro domani l'incubo per queste famiglie dovrebbe finire. Che arrivino il prima possibile e abbracciarla. Non solo lei, ma anche tutti gli altri studenti che sono là con lei, tutti gli italiani dell'area.